Mi rivolgo a voi non solo come rettore, ma come Verona è una città universitaria grazie alla presenza di un ateneo aperto, radicato nel territorio e capace di integrarsi con la sua comunità. Conclude i 6 anni di rettorato con soddisfazione per Francesco Nocini, magnifico rettore dell'Ateneo Scaligero, e queste sono state le parole della sua prolusione all'inaugurazione del 42esimo anno accademico. Aumentati i corsi di laurea, aumentati gli studenti, quasi 30.000. quello che è un desiderio che viene dal cuore. Io vorrei sempre la tolleranza, la discussione, e sarà uno degli argomenti. Mi sentirete dire più volte grazie, perché? Perché lo voglio dire grazie, perché questi risultati che abbiamo ottenuti sono, sì, merito delle mie idee, ma chi le ha messe in pratica è stato tutto il gruppo, perciò il grazie va a tutti. Da solo non sarei riuscito a fare nulla. Riuscire a cambiare dando posto di lavoro agli studentesse e agli studenti nella propria città, non permettere che possano andare in giro a spendere soldi, sacrificare, perché l'altro problema sono le famiglie. Alla cerimonia consegnata la laurea ad onore a Luca Cordero di Montezemolo e a Giovanni Malagò, a Federica Pellegrini invece il sigillo dell'Ateneo. Verona sarà la capitale culturale delle prossime Olimpiadi. Essere pronta, perché è un momento da godersi al 100%, pronti, allineati, perché l'Olimpiade arriva una volta sola, questa occasione può arrivare una volta sola e veramente bisogna essere pronti perché tutto il mondo ci starà a guardare, e quindi poi soprattutto nelle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi e apertura delle Paralimpiadi che saranno fatte appunto in Piazza Braia all'Arena di Verona, bisogna essere pronti, questo lo auguro alla città. Moltissimamente voluta Verona per una serie di motivi anche simbolici, iconici, sia del mondo olimpico che di quello paralimpico. È un'Olimpiade diversa, un'Olimpiade dei territori che porta proprio a valorizzare il più possibile quello che sono le eccellenze del nostro paese, e con lo sport che credo che sia il veicolo maggiormente di testimonianza, di promozione di tutto questo. Bisogna prima di tutto, fin da bambini, sognare, avere dei sogni, avere delle idee, avere delle aspettative e poi fare di tutto per realizzare i propri sogni. Però oggi c'è una grande competizione, quindi ai giovani direi: cercate di realizzare dei sogni, ma cercate di essere i più bravi. Forte il legame con Verona del professor Roberto Vecchioni, che ha tenuto una lectio magistralis agli studenti. Il Verona ha un occhio particolare dal punto di vista storico, Giulietta Romeo, eccetera, eccetera. Poi dal punto di vista, diciamo, amoroso, mia moglie è di Verona, trovo che le donne di Verona siano le più belle d'Italia, cioè le più proporzionate, meravigliose e intelligenti, capaci, furbe e capaci anche di comandare, con grande dolcezza però.